Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio e una prima giornata di corse senza pubblico, un evento che oltre a essere anomalo e soprattutto inedito, prima corsa riservata a cavalli di 3 anni sono Bugia Pax, Belize Jet, Beethoven Griff, Bruno Ska, Batost, Believe Me Be e Brivio d'Or, partiti in questo momento con la velocità iniziale di Belize Jet che controlla Bruno Ska, più indietro invece anche Batost Numero e ha 6, Believe sbagliato Me Believe Me Be, Be. I squalificato. 200 iniziali se ne vanno in 14,6, l'errore di Believe Me Be toglie quindi l'alternativa principale a Bugia Pax, che è il favorito e che ora muove all'esterno dopo 400 metri completati in 29,7 dalla testa. Sulla piegata si avvicina gradualmente Bugia Pax e raggiunge il sediolo di Belize Jet, che continua a guidare comunque a discreta andatura, Numero 7, 44,7. Brivio Anche Brivio d'Or, d'Or finisce a tabellone, squalificato. così davanti alle tribune in vantaggio Belize Jet. All'esterno si impegna Bugia Pax, in seconda posizione lungo la corda c'è Bruno Ska che precede Bat Ost, poi in coda Beethoven Griff. 59,4 per i primi 800 di gara, andatura svelta. Siamo sulla penultima piegata e la situazione tattica non cambia, con Bugia Pax che rimane a lato per il momento di Bruno Ska, chilometro in 1,14,7. Si va via svelti con Belize Jet che controlla ancora a 500 dalla conclusione. Bugia Pax rimane a lato di Bruno Ska e non riesce per il momento ai pensieri ad avvicinare la femmina. Ora prova nuovamente ad impegnarsi, sollecitata da Antonio Velotti, mentre in terza ruota c'è lo scatto di Bat Ost. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, si presenta in testa Belize Jet dopo una frazione in 15,9. A centropista lo scatto di Bat Ost, mentre lungo la corda c'è Bruno Ska. Finale con Belize Jet che allunga ancora, vince netta. Secondo posto per Bruno Ska, al terzo finisce Bat Ost. 30,5 a chiudere, 1,14,9 il ragguaglio conclusivo per Belize Jet, Francesco Pettinari. Per il training di Lorenzo Baldi, in percorso di testa non ammette intromissioni e anche il favorito netto Bugia Pax deve adeguarsi. Provato all'esterno per quasi tutto il percorso, cedendo sulla curva finale. Corre invece bene Batost, corre bene Bruno Ska e quindi probabile l'arrivo ovviamente da ufficializzare, 2,45 con Belize Jet che vince sotto i 2 minuti, percorso di testa molto agevole perché finisce ancora bene in spinta. Secondo posto per Bruno Ska, al terzo Bat Ost.